Finalmente, insomma, vi ospitiamo in quella che è casa nostra, la fabbrica. In realtà oggi intendiamo la fabbrica nel senso dell'azienda, l'azienda è un luogo aperto, l'azienda è un luogo di persone e oggi siamo qui per tornare a raccontare quella che insomma è, per noi è la fabbrica, che è un luogo di comunità, un luogo dove si creano relazioni, non solo cose, dove si cresce insieme attraverso una visione comune. E oggi è fondamentale cambiare la narrativa e la cultura di questo, perché le aziende stanno cambiando, le fabbriche stanno cambiando e quindi abbiamo bisogno di raccontarlo. La fabbrica del futuro si declina con il verbo essere e i giovani di Confindustria Veneto Est hanno scelto lo stabilimento dal Bene a San Siro di Livenza per superare vecchie convinzioni e mostrare ai loro coetanei nella loro prima assemblea generale la realtà dell'industria ai nostri tempi. Anche le aziende e le fabbriche evolvono con le persone, quindi non è che, come lo facciamo per i giovani, in realtà è una cosa che avviene con l'evoluzione insomma di tutta la comunità. La fabbrica di domani è un luogo di identità e di appartenenza in cui tutti ci dobbiamo riconoscere perché tutti diamo qualcosa. Ormai per noi giovani non esistono più stereotipi, parità e la sostenibilità è qualcosa di talmente dentro di noi che quasi non ce n'è bisogno di parlarne, perché noi stiamo già attuando il cambiamento e lo facciamo a piccoli passi ogni giorno. Io ho una certezza, che i giovani però nel perimetro di gioco stanno al centro. I giovani, con tutta la forza lavoro che sta venendo fuori da questo territorio, che le scuole metteranno a disposizione, i giovani sono al centro. Noi dobbiamo essere ad accompagnare queste nuove sfide che loro dovranno intraprendere, con la convinzione che però non è solo una fabbrica che cambia, ma deve essere un territorio che cambia, perché le sfide future le affrontiamo solo se è tutto un territorio insieme che va verso la direzione di affrontare un periodo magari non semplice, ma per essere sempre più forti, sempre più attrattivi nei confronti soprattutto delle nuove generazioni. Qualità della vita, mettere a frutto i propri talenti, ma anche trovare un ambiente di lavoro bello e stimolante. Questo è invece quello che chiedono alle aziende e ai giovani che si candidano a nuove posizioni. Il tempo libero, la cultura, altre dimensioni che sono diventate importanti, e questo spiega per esempio il fenomeno della cosiddetta grande rassegnazione, cioè di giovani che abbandonano il lavoro ancorché a tempo indeterminato per cercare altre opportunità, altre occasioni. Praticamente a livello nazionale ai lavoratori chiedendo ma voi pensate di cambiare lavoro prossimamente, quasi 1 su 2 risponde di sì, e questo 1 su 2, più del 60%, dice che lo fa esattamente per motivi di carattere espressivo, cioè la qualità della vita, mettere a frutto i propri talenti e aspetti di questo genere.